Coach Passino, dopo un periodo di preparazione davvero importante a cercare la quadra con una squadra totalmente nuova, si affronta un torneo internazionale. Credo che per Sassari sia un buon test, non solo per quanto riguarda la caratura e le formazioni che andremo a incontrare, ma soprattutto per capire il punto di preparazione che i tuoi ragazzi hanno raggiunto. Sicuramente è un'opportunità che la società è riuscita a organizzare. È chiaro che noi come ogni anno paghiamo l'insularità, per cui abbiamo grosse difficoltà a fare precampionato eccetera. L'occasione è stata ghiotta e troveremo delle squadre molto importanti che ci metteranno sicuramente in grossa difficoltà e sarà un ottimo test per provare a oliare tutti i meccanismi di una squadra nuova, di una squadra fatta per fare una bella figura nel campionato di massima serie e conseguentemente un'occasione per mettere a punto il lavoro che poi ci permetterà fra 15 giorni di affrontare la prima del campionato. Campionato che, ripetiamo, la massima serie, quindi una vetrina importante soprattutto per la squadra che rappresenta l'intera isola. La Raimondo già con questo torneo mette il focus su quello che deve essere il suo ruolo di leadership proprio per il movimento, un movimento che non è mai stato sicuramente avaro di soddisfazioni e quant'altro, ma d'altronde stiamo parlando con chi la pallamano l'ha vissuta e la vera storia. Luigi, la domanda che volevo farti è questa: cosa è cambiato? Qual è il gap che si trova in riferimento per esempio a qualche anno fa? Perché abbiamo visto che il livello è decisamente alto. Ma sicuramente dopo anni importanti dalla pallamano sarda, questa gestione societaria ha dato un input importante, un progetto ambizioso. E chiaramente è cambiato il fatto che dal punto di vista organizzativo si vuole fare un club professionistico, perché non solo io ma un po' tutto il movimento crede nella qualità della pallamano a livello nazionale, per cui stiamo lavorando per far sì che nell'arco di qualche anno questa società vada in pianta stabile tra le prime a livello nazionale. Ultimissima cosa, Sassari è sempre stata fucina di talenti, tanti ragazzi che iniziano già dal prescolare, taluni, e a proseguire poi in quelle che sono le formazioni non solo curriculari, ma dove la pallamano ha sempre ritrovato uno spazio importante. È il caso di continuare a coltivarli questi talenti, perché ce ne sono davvero tanti. Fondamentalmente il nostro progetto nasce e si basa soprattutto su questo, cioè non sono io che dice che dove c'è una squadra di A1 nascono giocatori di A1, per cui è chiaro che noi come società siamo il faro per tanti ragazzini eccetera, ma poi già vedo che tante società lavorano nel settore giovanile. Noi saremo un esempio per tanti ragazzi e saremo molto attenti nella gestione e nella crescita qualitativa dei nostri giovani. Ultimissima cosa, si parte venerdì alle ore 20:30, poi si replicherà sabato ancora alle 20:30, parliamo chiaramente delle partite che vedranno impegnato la Raimond Handball Sassari, e poi si chiuderà con la terza gara, visto che è un girone italiano, domenica alle 9:30 del mattino. Un invito ai tifosi della pallamano? È chiaro, è un'occasione imperdibile, ci sono club veramente importanti a livello europeo, proprio sono club di prima fascia, li abbiamo voluti così proprio perché volevamo confrontarci in un gap veramente importante. Un invito a tutti a venire al palazzetto per le partite, e un'ultima cosa lasciamela dire, perché questa società nasce nel 2017 ma con i soci fondatori della squadra Principe e i pionieri della pallamano del 1987 in Piazza d'Italia, allenati dal magico Piero Cucco, e quindi grazie a questo c'è stato questo connubio e personalmente mi sento coinvolto nella duplice veste, per cui un invito a tutti per venire al palazzetto. Che assist che mi hai dato, a volte ritornano e sono tornati. Grazie, siamo qui.